Eccoci, una bellissima giornata di sole, l'ideale per andare in bici sulla Treviso Ostiglia. Questa è la terza puntata, io saluto quella che sarà la mia guida in questa terza puntata, Susanna Maggioni, presidente di FIAB Treviso e consigliere nazionale. Benvenuta Susanna. Grazie, allora, grazie Andrea. FIAB, lo ricordiamo per i nostri amici da casa, che cos'è? Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta. Ambiente e bicicletta che oggi avremo modo di vedere perché bicicletta ce l'abbiamo, l'ambiente è bellissimo, anche. Poi oggi c'è anche il sole, ecco. Susanna. Allora, nella puntata precedente avete visto che abbiamo fatto un excursus particolare sulla Treviso Ostiglia da villa a villa. Siamo partiti da Villa Marcello e siamo arrivati a Villa Contarini a Piazzola. Oggi invece faremo una puntata da museo a museo. Prima tappa qui a Campo San Martino, dove, Susanna, c'è un bellissimo museo della civiltà contadina che andiamo subito a vedere. Buongiorno, bellissimo buongiorno. Questo museo. Buongiorno grazie, Giancarlo. Grazie a voi. Che è uno dei volontari e soprattutto è l'ideatore di questa meraviglia. Sì. Allora, quando è nata l'idea di fare un museo? È nata nel 2006 durante la sistemazione della canonica, vedendo il posto qui. E l'idea è nata dal fatto che nella raccolta del ferro per la parrocchia, che veniva ammucchiato qui dietro, abbiamo visto delle cose che abbiamo qui, fra l'altro strumenti dei lavoro di campi ancora perfetti che sarebbero andati al macero. Allora, avete recuperato tutto? Abbiamo detto, ma perché non la recuperiamo, che è la storia dei nostri padri e dei nostri nonni. Abbiamo qui, lanciamo l'idea del museo e si è partiti. La gente ha cominciato a vedere, hanno cominciato a donarci delle cose invece di darle ai rigatieri, bontà loro. E quindi avete raccolto tutte queste cose? Allora, sì. A me da ciclista è subito balzato all'occhio che avete due modelli, due bici particolari, sì, perché sì. Un tempo era il mezzo di trasporto più comune, però poi per i più abbienti, fra l'altro, ecco, perché i poveri andavano col cavallo piedi. Di San Francesco. E poi abbiamo un oggetto particolare che era quello che usava l'Arrotino. La mola dell'Arrotino, sì, che abbiamo recuperato anche quella, che una volta l'Arrotino passava tutte le settimane. Perché era un appuntamento quando la forbice non tagliavano, si buttava via come adesso. Allora, si tirava fino all'ultimo. Esatto, noi parliamo di sostenibilità, quello che stiamo facendo è un viaggio in bicicletta, pedaliamo solo con la forza delle gambe, quindi più sostenibili di così, ci ricolleghiamo alla tradizione. Ecologici. Nel frattempo stiamo vedendo anche le immagini in questo museo, c'è anche una bellissima mostra iconografica su com'era Campo San Martino e dintorni nel passato. Allora Giancarlo, però noi dobbiamo andare perché Susanna Maggioni mi richiama all'ordine e lei sa che quando le donne chiamano all'ordine bisogna ubbidire, per cui noi partiamo. Sì. Però ai nostri amici da casa diciamo che se vogliono venire a vedere questo splendido museo, che cosa devono fare? Allora siamo in internet, c'è Museo della Civiltà Contadini di Campo San Martino, ci sono i numeri di telefono per chiamare, siamo sempre disponibili, siamo in tre o l'uno o l'altro, apriamo nel giro di 5 minuti. Sì. Grazie Giancarlo, grazie a voi. Devo andare. Grazie a presto, a voi. Alla prossima. Grazie, arrivederci. Eccoci, allora Susanna, sei pronta? Dobbiamo salutare i nostri ciceroni. Dov'è Gianni? Ciao Gianni. Giancarlo, è stato un piacere. Grazie a voi. Partiamo Susanna. Grazie Gianni, grazie, a presto.
Siamo appena passati, lo state vedendo, su un bellissimo ponte, è il ponte che attraversa il Brenta sulla Treviso Ostiglia e offre un colpo d'occhio davvero, davvero bello. Che meraviglia, che meraviglia. Buongiorno, ciao, ben arrivati. Buongiorno Filippo Bizzotto. Ciao. Buongiorno, Ben arrivati. buongiorno. Come Piacere. stai? Bene, Una bene, meraviglia. voi come va? Una meraviglia. Allora, abbiamo percorso Ciao. con Susanne un tratto della ciclabile Ostiglia Sì. da Campo San Martino, avete visto che meraviglia, e siamo arrivati qui dove tu hai questa attività che si chiama... Ho questa passione, prima che un'attività, che poi è diventata attività, si chiama Latte d'Asina Bizzotto. Siamo un'azienda agricola nata nel 2012 che alleva asini per la produzione di latte d'asina alimentare e cosmetici sulla base del latte d'asina. Allora, c'è sempre un po' di confusione. Sì. Asino o mulo? Vogliamo... Allora, dare- questi sono tutti asini, ok? Perché Che è l'asino è una specie. Invece sono degli ibridi, che è il mulo e il bardotto, che sono incroci tra cavallo o asina, oppure viceversa. Chi come me ha fatto il militare ricorda Il mulo, che il mulo degli alpini, storico, ecco. esatto, famoso. E tu allevi le asine perché poi con il latte... Con il latte, siccome è il più simile a quello umano, va benissimo per persone intolleranti, oppure anche bambini che magari la mamma ha perso il latte, o hanno problemi di coliche, problemi intestinali, e quindi è il miglior latte. E poi fate dei prodotti... Cosmetici, sempre a base del latte prodotto dai nostri asini, con marchio Bizzotto, che sono prodotti per pelli sensibili e prodotti di qualità, insomma. Che caratteristiche ha il latte d'asina? È nel molto particolare? fluido, anche al gusto è molto dolce, è molto fluido, essendo poco grasso. E sul dolce ha un retrogusto di mandorla, se vogliamo proprio dargli una definizione. A livello invece di caratteristiche, all'interno ha un antibiotico naturale che è l'isozima, che aumenta le difese immunitarie, ti stimola il metabolismo e quindi è ottimo, insomma, per tutti. Li vedo molto mansueti Sì, e sì. di solito si dice sei un testone, sei come l'asino. Invece, sì, è così, però denota proprio un'intelligenza da parte loro, perché loro si impuntano perché vogliono fare quello che vogliono, e se sfidano lo fanno, se no non vanno. Hai parlato di sfide, le prossime sfide c'è sempre qualcosa in cantiere che si pensa di realizzare? In di migliorare? un'azienda i sogni non sono mai finiti, soprattutto quando si fa con passione. Diciamo che abbiamo fatto molti passi in avanti, stiamo crescendo. Abbiamo un centinaio di asini, che è un numero che per noi può andare bene, insomma, per il nostro potenziale, anche perché ci produciamo noi il foraggio, tutto a ciclo chiuso, quindi 100 asini vanno bene per i nostri terreni e quindi stiamo lì e potenziamo un po'. Niente, va bene così, insomma. Naturalmente, se i nostri amici da casa passano Certo. sulla ciclabile, vogliono fare un giro, possono venirti a trovare, Sì, possono dal vedere lunedì al sabato, tutto quanto. quando Tu sei vogliono. attivo
sui social, Certo, anche certo, il su sito, tutto, internet. esatto. È stato un piacere. Niente, Mi piacere fermerei nostro. qui perché si respira proprio un'aria piacevole. Grazie, veramente. grazie, Poi, vi aspetto. e poi Ora. questi animali sono straordinari. Sì, sì. Grazie, io Grazie a proseguo voi, buona il mio continuazione, viaggio buona pedalata. in compagnia di Susanna. Grazie, è stato un piacere. Allora, siamo arrivati al casello di Barbano. Gli amici della FIAB hanno preparato un vero comitato di accoglienza. Susanna, allora siamo arrivati, insomma abbiamo fatto buona parte del nostro percorso, tra l'altro questo anche con gli amici di FIAB di Padova e Vicenza, perché qui siamo al confine tra le due province, siamo a Barbano. Questo è un vecchio casello recuperato e voi lo avete trasformato in un hub cicloturistico. Che cosa vuol dire? Vuol dire che è un punto informativo dove tutte le numerose persone che passano, cicloturisti sia italiani ma anche molti stranieri, possono fermarsi e trovare informazioni sui percorsi cicloturistici della nostra regione. Questo recupero è stato reso possibile grazie alla collaborazione tra FIAB e la Regione Veneto e il Comune di Grisignano e grazie al nostro sponsor Crédit Agricole, perché insomma qualche soldino ci voleva, e viene gestito dai volontari di FIAB di tutta la regione, quindi abbiamo una turnazione nella stagione, diciamo così, più favorevole al cicloturismo, anche se ormai non ci sono più le stagioni di una volta e quindi la stagione non si capisce più bene dove inizia e dove finisce, ma insomma in linea di massima nella bella stagione i fine settimana troverete sempre qui qualcuno che può darvi delle informazioni sui percorsi, numerosi percorsi disponibili per chi vuole fare cicloturismo nella nostra regione. L'attività di FIAB? Allora, l'attività di FIAB io dico sempre che è schizofrenica perché lavoriamo un po' su due fronti. Ci occupiamo appunto di cicloturismo promuovendo i percorsi con le giornate del cicloturismo, con la rete Alberga Bici, con numerose iniziative e tantissimi eventi in tutta Italia che si possono trovare sul sito andiamoinbici.it. Però facciamo anche un'importantissima attività di advocacy. Che cosa vuol dire? Vuol dire che lavoriamo in stretto contatto, collaborazione, stimolo e interfacciandoci con le amministrazioni, sia a livello locale, regionale e nazionale. E grazie al nostro lavoro di advocacy è stato finalmente approvato il piano generale della mobilità ciclistica nazionale, nel quale sono confluite tutte le reti cicloturistiche che abbiamo predisposto nel corso degli anni. E chiedimi cosa c'entra FIAB con la ciclabile Treviso-Ostiglia. Cosa c'entra FIAB con la ciclabile Treviso-Ostiglia? Ecco, allora diciamo che FIAB ha avuto un ruolo abbastanza importante, diciamo così, senza falsa modestia, perché questo bellissimo sogno si realizzasse, perché c'è stato a un certo punto nella sua storia interessante e travagliata il pericolo che addirittura fosse trasformato in strada camionabile, e FIAB insieme a molte altre associazioni e realtà del territorio ha fatto sì che invece adesso possiamo usufruire di questo bellissimo bosco lineare. Tra le altre cose, in questo casello di Barbano vogliamo ricordare che c'è una bellissima mostra fotografica. Infatti abbiamo raccolto, grazie al lavoro dei nostri volontari e alle persone del luogo, una serie di documenti fotografici che ci raccontano quello che è stato la ferrovia Treviso-Ostiglia.
ed è ancora visitabile. Allora, io direi andiamo a vedere la mostra, però Certamente. lo abbiamo il tempo per un buon caffè? Assolutamente, ma che resti fra noi. Cara Susanna, devi sapere che la ciclabile Treviso Ostiglia è gestita da un soggetto che si occupa in toto della gestione, della manutenzione della ciclabile stessa, della segnaletica. E è un'eccezione ed è un'eccezione positiva. Noi adesso andiamo a sentire Maria Claudia Crivellaro che ci racconta un po' che cosa fa il gestore della ciclabile Ostiglia. La linea va a te, Maria Claudia. Bene Andrea e Susanna, mentre voi state pedalando, io invece sono qui all'ufficio turistico del Campo San Pierese insieme ai colleghi e stiamo predisponendo la nuova mappa cicloturistica dedicata proprio alla Treviso Ostiglia. Come sapete, il ruolo nostro di essere soggetto gestore della pista è proprio quello di fornire informazioni e supporti a carattere turistico e poi occuparci di quella che è la manutenzione diciamo proprio di tutta quanta la pista ciclabile. Il nostro ufficio è un ufficio che è aperto al pubblico, è un ufficio turistico a tutti gli effetti e si trova, come potete vedere, in una location che è davvero molto interessante. Questa villa si chiama Villa Querini, sorge proprio nel cuore della città di Campo San Piero e quindi quando voi arriverete qui, se arriverete, ma non credo perché oggi so che avete una destinazione un po' diversa, però insomma le altre persone possono frequentare questo luogo tutti i giorni, dal lunedì al venerdì possiamo accogliere le persone. Che cosa si trova? Si trovano informazioni, quindi mappe molto dettagliate rispetto a proprio la pista e anche tante altre informazioni relative a quello che si può fare e vivere durante l'esperienza lungo la pista Treviso Ostiglia. Qui all'interno quindi mappe, brochure, curiamo anche un sito internet dedicato alla pista, si chiama www.ciclabile-treviso-ostiglia.it e poi le nostre pagine social che sono curate quotidianamente e quindi all'interno alcune curiosità, dove andare, dove mangiare, ma anche informazioni che possono essere più pratiche. Succede a volte che ci sono delle interruzioni, dei lavori, delle manutenzioni un po' particolari, ecco, noi ne diamo sempre notizia attraverso i nostri canali social. Un parco davvero bellissimo. Buongiorno Chiara Donà. Buongiorno Andrea. Direttrice niente po' di meno che del Museo delle Campane. Dove siamo? Dove siamo? Ma siamo in Villa Fogazzaro Colbachini, siete appena entrati e avete lasciato alle vostre spalle gli strepiti del mondo. Preparatevi perché è una così di bellezza. Io sento che si respira in questo posto tanta storia e anche reminiscenze scolastiche. C'è tanto da dire, potremmo parlare di Antonio Fogazzaro, potremmo parlare del Parco Romantico, del Giardino all'Italiana, potremmo parlare di Campane, perché questo è un luogo che respira sonorità, bellezze della natura, suoni di animali, ma anche voci di campane. Allora, il Museo delle Campane, perché? Qual è la storia di questa istituzione? Un museo di campane qui è ben giustificato dalla storia dei proprietari di questa villa, perché la famiglia Colbachini nasce come famiglia di fonditori, imprenditorialmente nasce nel 1745 a Bassano in contrada Angarano. Diciamo che la storia narra di un artigiano girovago che passasse periodicamente a Bassano e Pietro Antonio Colbachini ne rimase folgorato. Ma perché? Perché questi artigiani si fermavano proprio nella piazza del paese, in genere sul Sagrato, e allestivano il loro laboratorio di fusione. Non c'era bisogno di un tetto, di pareti, nulla, tutto a cielo aperto e tutto visibile, per cui
chi viveva lì partecipava ad un evento, la fusione della loro campana, e Pietro Antonio Colbachini fu folgorato e disse: anch'io voglio farlo, perché il manufatto campana non è un manufatto ordinario, non è solamente un manufatto a servizio delle attività dell'uomo, ha un'anima sonora e soprattutto non si tiene in un cassetto, non si tiene nel chiuso di una casa, ma si colloca nell'edificio più importante del paese, il campanile. Allora, è uno strumento musicale a tutto tondo e per eccellenza, perché io mi ricordo da ragazzino c'erano questi gruppi che venivano nella nostra parrocchia e facevano proprio i concerti con le campane, quindi... Ma certo, i campanari, e come dicevi tu, è vero, è uno strumento a tutti gli effetti, non da sempre, non da sempre, perché la campana nasce come strumento di telecomunicazione, va, diciamo, ad aiutare le comunità parrocchiali, perché vivere in comunità certamente è utile, alleggerisce dal bisogno di ognuno, perché attraverso la condivisione ogni bisogno viene alleggerito, ma nella comunità ci si può anche confondere e nelle comunità ci può essere anche disordine. La campana stabilisce il rigore e l'ordine, quindi inizialmente è strumento di telecomunicazione, il primo nella storia, strumento di comunicazione a distanza, ma attorno al 1600 così diventa strumento musicale, quindi ad ogni campana è associata una nota musicale e si fanno dei concerti. Allora, noi vi facciamo sentire un piccolo pezzo, perché qui abbiamo un maestro concertatore, e però informazioni per i nostri amici da casa se vogliono venire a vedere questo splendore. Sì, allora noi siamo aperti come uffici amministrativi dal lunedì al sabato tutte le mattine. Se volete farci visita, telefonateci, scriveteci, noi organizziamo visite guidate la mattina, il pomeriggio, a volte anche la sera. E per le famiglie o per piccoli gruppi siamo aperti il sabato mattina, ci scrivete e organizziamo la visita guidata per voi. Passate di qua in bici, vi fermate e venite, se siete fortunati, ad ascoltare un concerto come quello. Noi vi facciamo una clip veloce. Grazie Chiara. Grazie e alla prossima. Alla prossima Andrea. Ciao. Ciao. E dopo questo splendido concerto di campane, io saluto gli amici della FIAB Amici della bicicletta di Padova, che mi hanno accompagnato per un bel tratto della ciclabile Treviso-Ostiglia, e proseguo per l'ultima meta. Seguitemi. A presto! Vittorino Prendin, buongiorno. Presidente della Conca di Navigazione di Colzè, siamo in comune di Montegalda e voi direte perché con la ciclabile Treviso-Ostiglia siete arrivati fino a qui. Siamo arrivati fino a qui perché la Treviso-Ostiglia è una direttrice importante di comunicazione, una diagonale nord-sud che interseca altre ciclabili ed altri cammini. Allora, Benissimo. di che cosa vi occupate in questa magnifica oasi verde che alle nostre spalle ha un ramo del Bacchiglione? Bacchiglione, certamente, Bacchiglione, comunque questa è un'isola
dentro il Bacchiglione. Infatti la stiamo vedendo Dall'alto, bene, bene. Ecco, io le presento la nostra associazione che si chiama Conca di Navigazione. È un'associazione di promozione sociale, ci occupiamo del territorio, del mantenimento della nostra piccola isola e diamo un contributo alla ciclabile con un po' di ristoro, abbiamo la possibilità di dare una mano anche se c'è qualche rottura e cerchiamo di darsi, possiamo dare tante belle cose e dopo promuoviamo bene il territorio con degli eventi. Posso specificare che abbiamo fatto le canoe che da Vicenza sono venuti giù, abbiamo fatto la mostra dei quadri degli artisti di Monteberico, abbiamo avuto l'onore qualche settimana fa di avere come ospite 26 Ferrari, e poi andiamo a settembre con un altro bellissimo evento con la mostra dei canarini pappagalli, signori, è una cosa bellissima. Allora si fanno tante cose. Ecco, queste sono le nostre cose che facciamo. Noi ci siamo arrivati in bici al termine di queste, abbiamo fatto 3 tappe lungo la ciclabile Ostiglia e siamo arrivati fin qui in questa isola meravigliosa dove tra le altre cose ci siamo fermati per una sosta, ci si può riposare, tra l'altro qui siamo disturbati solo dal canto degli uccelli e poi dal rumore dell'acqua. Queste bellissime cascate, sì. C'è il rischio che non ce ne andiamo più da qui. Io vi invito a restare qua con noi. Allora, grazie Vittorino, è ringrazio a voi. Veramente un piacere. Sì. Adesso però abbiamo parlato di Conca di Navigazione e andiamo a scoprire con Gioacchino di che cosa si tratta. Bravissimo. A presto. Grazie a voi, arrivederci. Buongiorno Gioacchino Pretto, responsabile della protezione civile del comune di Montegalda, che è dove ci troviamo. Noi siamo in località Colzè, dove c'è un'importante conca di navigazione che insisteva ed insiste sul Bacchiglione, quindi in passato importante fulcro per la comunicazione via acqua di merci e altri bastimenti tra Vicenza e Padova. Vicenza e Padova, sì. Questa è l'ex conca di navigazione, perché prima erano le bove, per cui trainate dai bovi, le chiatte venivano su. Dopo dal 1870 sono state fatte invece le porte, che sono state diventate chiuse, tutte in mattoni faccia vista con pietra bianca come di basamento, e ci sono 2 porte, una a monte e una a valle, col sistema di acquedotto. In pratica le barche, le chiatte che entravano a valle, entravano, si chiudeva quella a valle, si aprivano a monte manualmente. Ecco, è ancora un esempio di conca di navigazione di porta manuale, tutto quindi manuale, azionata a forza di braccia. Questa è tutta manuale, sia a catene che a manovelle, col sistema di acquedotti. Si alzava il livello, si portava, si apriva quella a monte e si andava, perché da dove ci sono la cascatina e il senso originale del Bacchiglione ad acqua ci sono 3,5 metri di dislivello. L'inverso quando si faceva l'uscita si faceva chiudendo quelle a valle, si aprivano le manovelle di a monte per portarlo a livello, si entrava, quando erano dentro si chiudeva quella a monte, si apriva lentamente quella a valle, per cui quando si aprivano quelle a valle le chiatte avevano anche un po' di spinta per andare avanti, perché avevano 100 metri prima di arrivare alla prima ansa in senatura per fare la curva del Bacchiglione. Allora, di quanto importante fosse questa conca di navigazione nella comunicazione tra città, c'è un aneddoto che riguarda uno dei piatti della tradizione vicentina ma anche veneta, che è il baccalà. Sì, così non è scritto da nessuna parte, però ci sono chiacchiere, dicerie, fonti o meno certe che dicono che quando Querini è arrivato da Aosta a Venezia il baccalà puzzava, per cui
per cercare di fare scambio commerciale con la merce. Lui da Venezia, venendo su fino a dove nasce il Bacchiglione, che è tra due ville, Vivaro, Povolaro, per cui siamo vicino a Sandrigo, per cui per questa tratta smerciava baccalà. Sono chiacchiere, però potrebbe, visto che ci sono anche parecchi ristoranti del baccalà in zona sia in su che anche nelle nostre zone e anche in giù, sono chiacchiere, però potrebbero essere anche vere. Allora, se sono chiacchiere o meno lo lasciamo valutare anche i nostri amici che ci guardano da casa, che magari vogliono documentarsi ancora. Noi li invitiamo a prendere la bici, muscolare, i bike, pedalare, a venire qui a Colzea a godersi questa meraviglia, perché siamo, lo vedete dall'alto, siamo veramente in un'isola. Grazie davvero Gioacchino Pretto, e io riprendo il mio viaggio, che per quanto riguarda l'itinerario della ciclabile Treviso-Ostiglia termina qui, ma torno a casa perché c'è anche tanto altro lavoro da fare. A presto!